possibilità di catturarle, di rubare le ali e l'energia magica in esse contenuta. Che cosa? Iniziò così la caccia alle fate, una dopo l'altra furono tutte sconfitte e con il potere delle loro ali, Ogron e i suoi uomini divennero sempre più forti. Ma è terribile! Non posso guardare? Ma come può essere successo? Morgana, la regina delle fate terrestri, affrontò Ogron, ma fu inutile. Neanche le fate maggiori, le custodi supreme delle forze della natura, poterono sfuggire agli invincibili stregoni. Ogron vinse e da quel momento sulla Terra la magia scomparve. Io ho sempre amato le storie sulle fate, ma non sapevo che le cose fossero andate così. È spaventoso. Fu per questo che i popoli della Terra si dimenticarono di noi. Per loro diventammo solo figure leggendarie da raccontare nelle favole. Ma se non sono state le fate, chi ha difeso la Terra da allora? Nessuno. Da quel giorno senza più protezione. La Terra si è persa nel caos, nelle guerre e nell'intolleranza. Preside Faragonda, ci deve pure essere qualcosa che possiamo fare. Ah, se avessi ancora tra le mani quei 4 stregoni. L'unico modo per indebolirli è ripristinare la magia sulla Terra e far tornare gli uomini a credere in noi. Gli stregoni non sono invincibili. Infatti hanno commesso un grosso sbaglio, rivelandoci un'importante verità. Quale? Che siamo 6 fate arrugginite? No, Stella, ora sappiamo che gli stregoni non hanno completato la loro opera. Esiste ancora una fata sulla Terra, quindi c'è ancora una speranza. Andiamo. Dovrete convincere gli uomini a credere nella magia prima che gli stregoni catturino l'ultima fata della Terra, altrimenti diventeranno troppo potenti. Per ora hanno mancato il bersaglio. Già. Anche Bloom è nata sulla Terra, ma il suo mondo di origine è Domino. Allora, sulla Terra c'è una fata che ha bisogno di noi. Dobbiamo trovarla il più presto possibile. Siamo con te, devi solo dirci quando si parte. Sì, ma il punto è, dove dobbiamo andare? Qualunque sia la vostra destinazione, credo che prima dovreste salutare qualcuno che è giunto fin qui solo per voi. Di chi si tratta? Direttamente da Fonterossa gli specialisti sono al vostro servizio, mia cara. Nabu. Aisha, amore mio, ho saputo dell'attacco degli stregoni, stai bene? Ci dispiace, saremmo voluti arrivare prima. L'importante è che ora siate qui. Mi sei mancato, Elia. Essere lontano per il mio cuore non significa esserlo da te, Flora.